Signor Menec, Eccomi, presente. bravissimo. Rivediamo questa frase. Allora, prima di tutto la legga. Carácter della raza bergamasca, fiamma de rar, sota la sender, brasca. Perfetto. Guardiamo la prima parola, caráter. Nome maschile e femminile, ma maschile il carattere. Il carattere, perfetto, è un nome. E, Preposizione, sì, ecco, perché abbiamo messo l'accento su caráter? perché è un accento breve, quindi Grave. No, scusi, grave voglio dire, vanno insieme le parole. Quindi si pronuncia così, Ma, carattere. ma questo è vero, ma questo accento che teoricamente carattere sarebbe una parola piana perché l'accento cade sulla penultima sillaba. Come mai Sì. l'abbiamo accentata se abbiamo detto che le parole piane non si accentano? Perché in questo momento mi scappa. Non mi ricordo quello che aveva detto perché ho preso degli appunti ma non li ho sotto mano. Tutte le parole che terminano con una consonante vanno accentate, Ok. indipendentemente dal fatto che sia O, che sia E, che sia A, che sia I, che sia U. Tutte Mhm, le parole che terminano con consonante, tranne i monosillabi, mhm. vanno accentate. Quindi carattere va Carattere. dove cade l'accento tonico. Carattere. Carattere. De che cos'è? Preposizione semplice. La articolo. L'articolo determinativo, femminile singolare. Razza. Razza, nome comune. Ma perché abbiamo messo due S? Perché, perché? La doppia, Oddio, anche questo non me lo ricordo. la doppia Z Ah, la e doppia Z, sì, è vero. con S aspra si scrive Sì, con doppia S. mm, mm. Bergamasca è un aggettivo. Perfetto, sì, mi è venuto in mente. Bergamasca è un aggettivo. Fiamma, Bergamasca è un aggettivo perché non abbiamo accentato che si bergamasca? riferisce al nome razza. Mm? Mm. Perché non è Oh, accentato bergamasca? non è accentato per lo stesso motivo per cui è accentato carattere. Sì, allora, perché è una parola piana? È una parola piana e quindi No, finisce. non si, no, chi se ne frega di come finisce? È una parola piana e non si accenta. E non si accenta, quindi nessun accento su nessuna consonante, nessuna vocale. Fiamma, Fiamma, nome comune femminile singolare, benissimo. eh, Perché non è accentata? non è accentata perché è come bergamasca, È una parola piana? Sì, piana, sì, sì. perfetto. De, preposizione semplice, quindi va. Ra, Rar, in questo caso è un mm, avverbio, anche se sarebbe un aggettivo, ma in in questo caso questo caso è raramente, quindi diventa un avverbio. esatto. Mm. Sota, perché è accentato sota? Sota perché È una parola piana, è una perché parola piana, quindi la O diventa sota, stretto, sì. La è, cenere, l'articolo aspetta, piano. Allora, sota sarebbe una parola piana, quindi non dovrebbe essere accentata. Perché è accentata? è accentato perché il Perché termine, la O, no, perché la O e la E perché la O e la E si vanno accentano con sempre l'accento, perché possono avere l'accento sia male. l'accento aperto che l'accento chiuso. Ho tolto le cuffie perché sentivo malissimo, mi scusi. Prego. Perché Quindi, possono avere sia l'accento aperto che l'accento chiuso, quindi per avere la certezza di pronunciarlo esattamente abbiamo necessità di mettere l'accento di sulla mettere O l'accento, e quindi, sulla sì. E, anche se sono su una se Su appartengono a una parola piana. una parola piana, quindi sota, Sota, sotto, sotto, l'articolo determinativo femminile singolare, sender, mm, sender cenere, sì, nome comune di cosa femminile, perché è accentato eh, per due è ragioni. accentato, perché è come carattere, quindi È una perché, consonante. esatto, quindi si accenta la. Ma se invece
terminare con consonante, fosse terminata con una vocale, fosse stato, non so, Sendera, perché l'avremmo dovuto accentare lo stesso? Mm, perché mi aiuti? Perché è una e la Perché una A è e la E hanno necessità di avere l'accento perché non sappiamo se sono aperte o o chiuse. chiuse, certamente. Come dobbiamo pronunciarlo? E Brasca e non. Brasca, Oh, sì, no, sì, no. è piana, quindi Brasca si pronuncia così. Perfetto. Possiamo inquadrare le regole grammaticali che ho mandato? Così vediamo se qualcuno di voi gli ha dato un'occhiata. Io gli ho dato un'occhiata, però ho avuto difficoltà nel... Appunto, perché immaginavo, quindi eccoli qua, sono qua apposta. Oh, qua, perfetto, Mauro, grandissimo. Allora, la lingua bergamasca della città di Bergamo, abbiamo già detto che io conosco solo il bergamasco di città, vero? Perché sennò dovrei conoscerne 1000 e non li conosco. È scorrevole e generalmente priva di suoni strascicati e di inflessioni cantilenanti. Quindi noi siamo a posto. Il nostro La bergamasco, voce, è andata via la voce. il Non nostro, non si sente più. il nostro bergamasco di città, mi sentite? Mi, mi sentite ora? No, Va e viene la voce. È peggio. no, perché? Porca miseria. Basta, non possiamo andare avanti così. Cioè il fatto di sentire così a sprazzi poi porta anche ad essere poco concentrati su quello. A me capita così, di perdere alcune cose. Io vi capisco perfettamente, mi dispiace tanto, ma non so cosa fare. Mi sentite adesso? Adesso sì. Bene. Abbiamo detto che il bergamasco di città è quello più vicino all'italiano, quindi anche se io conoscessi qualche altro bergamasco, sceglierei questo comunque. Diciamo che l'alfabeto si avvale interamente di quello italiano, perciò le vocali sono A, che ha sempre suono aperto, è così? Però comunque si sente la voce che va e viene, quindi perdiamo la metà di quello che dice, più della metà. Troppo facile davvero. C'è da cambiare la connessione o cambiare posto, basta. Non posso farci niente io. Se ci spostassimo, magari girando, non lo so. È No, è la indifferente. stessa roba. Sì. Vabbè, allora, io forse vi sento, quindi qualcuno di voi legga al mio posto, poi eventualmente fermiamo. Cosa dite? Facciamo così. Provi Sara. Sara che vedo che annuisce. Sì, mi Dai, dica. legga lei. Non ho capito. Legge lei? Ah, Sì, va bene. Allora, la lingua bergamasca della città di Bergamo è scorrevole e generalmente priva di suoni strascicati e di inflessioni cantilenanti. L'alfabeto si avvale interamente di quello italiano, pertanto le vocali sono A che ha sempre suono aperto, I che ha sempre suono chiuso, U che ha sempre suono chiuso, E che può avere solo suono aperto o chiuso, O che può avere suono aperto o chiuso. A queste si devono aggiungere due vocali certiche E e U. U. Ok. Va bene, adesso l'accento avanti. L'accento che si usa per indicare la sillaba sulla quale cade la voce può essere grave o acuto. Il primo indica suono aperto, il secondo suono chiuso. Perfetto, fermiamoci qui. Mi dica una parola, lei Sara, con E che ha un suono aperto. Che ha un suono aperto. Anzi, è. Sto pensando a una parola. Eh, Qualcuno suggerisce? Non ti so. no, cadrega, suono chiuso, giusto? Cadrega, è chiuso. No, non va bene. Non va bene.
Chi ha detto qualcosa che non ho sentito? Non mi viene in mente nessuna parola. Guarda, le faccio un cenno. Lo metto sulla testa. Det. La testa. Ho un dente sulla testa? No. Ah. Det è un suono chiuso, tra l'altro. Det. I capelli. I capelli. I capelli. Caei, va bene? E anche Caei. capelli. Capelli. Oppure, Caei. dai, un altro? Colai. Il contrario del brut. O il bel. Bel. Adesso suono chiuso. Qualcuno? Auster. Auster, va bene. Poi? Braghe. No. Allora, la E di Braghe non la posso accentare perché sennò direi... Ah sì, è vero, è finale. Bestia. No. Bestia. Può essere Daidoka o Oka? Oca però con la O. Sto parlando di E io. Va bene, Oca va bene, ma per la O stavamo parlando di E adesso. Quindi qualcosa con la E chiusa. Vai. Fradel. Fradel. Ah no, aperta. Ergu. Dove va l'accento? Sulla U che mi perdoni. Quindi ergu. Stremese. Stremese, brava. Chi l'ha detto? Valentina. Valentina, brava Valentina, stremese. Poi? Facciamo fem. No, fem. Bravo. Fem. Facciamo. Sì, fem. Fem è una bella ballada. Sì, fem è una bella maiada, come dice quello che è scritto. Bravissimo, perfetto. Ancora una, dai. Provo col Pegarol. Scusami, Sarcisio? Non ho capito. Col Pegarol, il grembiule in italiano. Bigaröla. Però è la O celtica che è accentata. Bigaröl o bigaröla. Io voglio la E. Brava, chi ha detto bicer? Io, Antonella. Perfetto, bicere è perfetta. Dai Tarcisio, una con la E stretta. Il giorno prima di oggi. Domenica. No, ieri. Va bene. Dai, ancora una Tarcisio, su. Con la E stretta. Non mi viene in mente. Dai. A me. Me va bene. A lasciamolo stare, ma me va benissimo. Me. Te. Invece, scusatemi, ho sentito qualcuno che ha detto me. Me esiste in bergamasco e ha un accento aperto, ma cosa vuol dire? Non vuol dire più io. Bisogna. Chi l'ha detto? Lucia. Brava Lucia, bisogna. Mendà de corsa. Occorre andare di corsa. Brava, bravi. Andiamo avanti. Scusi Giusy, Fenes. Fenes, sì. Può avere l'accento acuto o perché ha le due consonanti finali non serve? No, va benissimo. Deve avere, è una parola che finisce con consonante, quindi a maggior ragione va accentata, e Fenes con la E stretta. Ok, grazie. Prego, con la E acuta, appunto. Avanti con le parole piane. Le parole piane, la voce cade sulla penultima sillaba, non vogliono l'accento se la vocale cade sulla A, mama, sulla I, camisa, o sulla U, pura. Sì. Giusto. Se però la voce cade sulla E oppure sulla O, l'accento è indispensabile. Strea, stela, porta, posta. Brava, che le ha lette giuste, bravissima. Allora, le abbiamo dette queste, quindi andiamo avanti o vogliamo andare avanti ancora a fare esempi con la E e con la O?
Ditemi voi. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Le parole tronche, faccio sempre leggere lei, Sara. Va bene. Le parole tronche, la voce cade sull'ultima sillaba, e le parole sdrucciole, la voce cade sulla terzultima sillaba, vanno sempre accentate. Bene. Ciapa, No, patò. ciapa è una... Ciapà. Ciapà, ecco. Ciapà. Invece la ciapa che cos'è? È la chiappa. La chiappa. E l'altra? Ciapà. La Betonega è la chiacchierona. Sì, la sabetta. Va bene. Allora, dai, facciamo un po' di esempi con parole tronche. Chi è che mi dice qualcosa di tronco? Mangià. Mangià, perfetto. Poi? Allora. Qualcun altro che mi dice una parola Ma tronca? alla fine, scusi, potrebbero essere tipo tutti i verbi all'infinito, tipo anche suna. Sì, suna, ma tutti i verbi. Mangià, Laura. Laura. Sì, ma mica solo quelli, Papà non è un verbo, per esempio. Andà. Ndà, va bene. Anche senza la, ndà. Poi? Ciapà. Ciapà, abbiamo detto noi. Maià. Maià, va bene. Ma ce ne abbiamo anche altre, perché sempre con la A. Tipo ciarega? Ciarega è una parola sdrucciola, però. Stiamo parlando delle tronche. Lucia, aspettiamo a parlare delle sdrucciole. Parliamo delle tronche adesso. Proviamo con la I. Quello che porta le lettere. Fusti. Sì. Poi? Pulsi? Pulsi, bravissima. Suni. Suni, con la U, no? Con la U celtica. Non suni. Suni, va bene. O suni, va bene. Poi, Olme ami sol pusti? Pusti, va bene. Lumaghi. Lumaghi, va bene. Dormì? Prego. Dormì? Dormì, va benissimo. Proviamo con la O. Il cassettone in bergamasco, come si chiama? Comò. Comò, bravo. Poi? Paltò. Paltò, va benissimo. Poi? Il contrario di dentro. Fo. Bravo, va bene. Adesso vediamo le sdrucciole, che sono più complicate. Petonega ce l'abbiamo qua, poi. Cucina. No, tronca. L'accento va sull'ultima lettera, sull'ultima sillaba. Andava bene prima. Abbiamo fatto un salto. La suora, come si chiama? Monega. Monega, brava. Poi? Astrolega. Astrolega. Bene. La tonega di Prec. Tonega, benissimo. La polenta? No. No, no. Quindi cade sulla penultima sillaba, è una parola piana. Ma perché? Brava che ha messo qua la polenta. Ma perché la polenta va accentata sulla E? Sulla E? Polenta. Polenta. Perché può avere il suono aperto o chiuso. Brava. E In quindi questo caso è aperto e quindi lo metto. Lo dobbiamo mettere. Brava. Qualcuno ancora con le parole sdrucciole? Tutti i verbi che indicano a quale persona dobbiamo una certa cosa. Per esempio, se io dico portamelo. Portemel. No. Portemel. Portemel. A me. Portemel. Ma se io dico portemel, voi
È plurale. Portatemelo. Portatemelo, quindi è plurale, voi portatemelo, ma in questo caso diventa una parola piana. Portemel. Damel. Dame, no? No. Rischio. No, perché damel diventa Ecco. una parola piana. Damel. È vero, sì. Ci vuole un'altra roba. Dagel. Ah, no. L'ho già detto. Ripetita Juvent. Rischio. Mamma, non me ne viene in mente neanche una. Sugemel. Sugemel. Cioè, Asciugamelo. Perché se tu mi dici sugemel, quindi voi asciugatemelo, diventa piana. Sugemel. Vero? Dimel, disemel. Ah no, disemel è piana. Non è facile, ragazzi, non è facile assolutamente. Vabbè, ci pensiamo, abbiamo tempo per affinare le nostre competenze. Andiamo avanti, non si accentano Gli articoli. Quindi se io dico all me pader, devo accentarlo all? Anche se c'è la O, che potrebbe essere chiusa o aperta? Sembra si blocchi Saltata ancora. Non sentiamo più niente. Proviamo ad andare avanti, Sara? Mi sente? Sì, adesso sì. Si usa l'accento per tutti i monosillabi che terminano con la vocale E o per la necessità di indicare se il suono è aperto o chiuso. Be, me, le, sec, Sec. Ecco, sec. Ah, sec, ho capito. Ok. Sec, spec, so, No. no, so, for, no, touch. Toc. Allora, No, la C seguita dalla H in fine di parola si legge C forte, ci dura, toc, soc, pioc, ploc. Chiaro? Ok. La C in fine di parola seguita dalla H si legge ci dura. Noi non usiamo a Bergamo l'H aspirata, quindi l'H ci serve solo per queste cose, per indurire la C. E scusi, e touch come scriviamo? Con la dieresi? Con la dieresi, certo, e con la doppia C. Ah, ok. E non vuole, se no diremmo touch, ma no, abbiamo bisogno di dire touch. Quindi la doppia C diventa nella pronuncia la C dolce, touch. Ok. Mi sentite? Riuscite a sentirmi? Sì. Notoriamente, ma sì. Sì, dai. Allora, avanti, si accentano? Si accentano i monosillabi terminanti in A, I, fa, pa, sta, fi, ni, ma non si accenta il numero 3, tri. È un monosillabo anche lui, ma non si accenta. Il numero 3 no. Ok. Non si accentano i monosillabi in A, I, che terminano in consonante bal, pal, niv, dit. Non so se ho letto giusto. Nelle parole che vogliono l'accento su una vocale celtica, per cui basta la dieresi. Se io scrivo la parola più, devo mettere l'accento? Parola, non ho capito. Più, per dire più bel. No, non c'è bisogno.
No, perché non c'è bisogno. Ci vuole la dieresi. Perché la die- Bravo, bravo. Chi l'ha detto non lo so, ma va benissimo. Non si accentano? I monosillabi con la vocale U. Ditemene uno. Del bu, È un monosillabo. monosillabo, bu. Bu va bene, brava. Bu non si accenta. Tu, Tu, per ma dire tonno. vuol dire tonno, brava. Stavo dicendo cosa vuol dire, non può voler dire tu perché tu è in italiano, ma Tu tonno, voleva dire tonno. E poi? Du, Du? Bravi. Avanti. Si ricorre all'apostrofo quando l'articolo determinativo maschile o femminile singolare precede una parola che inizia con vocale. L'asen, l'oselì, la misa, l'acqua. Bene. Dai. Ciò vale anche. Secondo voi, chiedo scusa, secondo voi l'acqua l'ho scritto sbagliato? No. Giusto. È giusto, perché il gruppo CQ perde la C in bergamasco, l'acqua. Fatemi qualche esempio di parola con L apostrofo. La Miss. La Miss, va bene. Il minestru. Il minestru, va bene. No, il minestru no, è ciccione. Assolutamente no, perché comincia con consonante. Un consonante, è vero. Tutt'al più toglierò la O, ma non mi interessa. Devo dire all minestru. All minestru. All fradel. All All fratelli. frenat. Ma invece con l'apostrofo? L'anadra. L'anedra va bene. l'arsent, L'arsent va benissimo. Mi fermo all'arsent. Ci vuole l'accento su arsent? E su quale vocale lo metto? Se ci vuole. sulla E, Sulla E quale? perché Ce n'è una sola. Sì. sì, ce n'è una sola, quindi su quella perché finisce con la T e quindi c'è bisogno di accentare. Brava, ma non solo, perché è una E e le E all'interno di parola vanno accentate se ci cade sopra l'accento. Okay. Perché la E può avere suono chiuso o suono aperto. In questo caso arsent, la E ha suono aperto o chiuso. Aperto. Aperto, arsent. Un'altra, dai. Il turna. No, perché lei mi mette sempre le parole che cominciano per Consonante. Bene, guai. Guai. Un'altra. Le. L apostrofo e ho necessità di accentare, voce del verbo essere. Le überauschet. Avanti, ancora. L'amour. Non ho capito. L'amour. L'amour. Brava, brava. Chi l'ha detto? Francesca. Francesca. Ho bisogno di accentare la parola amour? Forse no. Allora, la signora Angeretti fa segno di no, la Sara invece sopra lì fa cenno di sì e secondo me è nella Sara, perché? Perché amour termina con... Cosa sono aperto? Termina No. con consonante. Termina con consonante. La U ha sempre suono chiuso. Chiuso. Ma ho necessità di accentarla perché la parola termina con consonante e l'accento va sopra la U. L'amour. Ancora, dai. Loi. Non ho capito. Loi. Loi? Sì. Per dire olio? L'olio? No. No, non l'ho. Cioè l'ho. Quella verbo avere. Ah, no, allora in questo caso è lo. Va bene, ma devo accentare naturalmente con accento chiuso. O. Come lo scrivo? Lo del verbo avere, vediamo un po'. Ci devo mettere l'H? No. No. L apostrofo O con l'accento. O con l'accento. lo faccio, lo dici, lo comprat. Va bene.
Ancora. Lo ster. Brava, lo ster, ottimo. Ho bisogno di mettere l'accento su ster e dove lo metto? No, non serve No. perché finisce con consonante, Consonante. quindi Quindi ci vuole per forza, ma in più, ma in più, Sulla E. con la E, Sulla e ho E. bisogno di una E chiusa, o ster. L'ole e la zet. Allora, l'ele, L'öle. öle, va bene, ma ci vuole l'accento su öle. Ci vuole la dieresi. Bravo, ci vuole la dieresi. E la zit, va bene, La non la zet, la zit, perché La zit. la zet è un'altra cosa. Poi, allora, la zit va bene, ho bisogno di accentare la I di asit. Sì. No, perché termina per consonante. Ah sì, allora, no, sì, quando terminano per consonante vanno sempre accentate. Sempre accentate. Invece la Z, che cos'è? Se io dico la Z, La gente. la gente, in questo caso la Z. La Z. La E gente. come faccio a scrivere Z? S. S. no, Z. Z. Sì, sì. Z e NT. No, è senza N. Z. Va bene, Z va bene, ma l'accento sulla E deve essere aperto o chiuso? Deve essere chiuso. Bravo, Z, va bene. Avanti, Sara. Non è facile. No, No, per niente. Niente. certo che lo so. È Dovevo facile arrivare. parlarlo. Sì, esatto. Allora, si rincorre all'apostrofo quando l'articolo determinativo maschile o femminile, singolare, precede una parola che inizia con vocali. L'abbiamo detto. Ok. Ciò vale anche per l'indeterminativo singolare femminile. Önoka o nostrega. Önanedra, come avete detto voi prima. Önamisa. Non mi viene in mente più niente, ma va bene. Avanti. Le consonanti F, M, N, P, Q, R, T non hanno particolarità di pronuncia. Le consonanti B, D, V, quando sono finali di parola, sì. B si pronuncia P, cieco, orb si pronuncia orp. Certo. E zoppo come si pronuncia? Top. Top. Ma come si scrive? Z-O-P. Ah, brava. Mi aspettavo che qualcuno mi dicesse, si scrive con la B finale, no? Zoppo è sop e si scrive con la P normale. E orb, va bene. Avanti. Di? Una domanda, zop, con la dieresi, con la O? No, Ah, non ok. dico zöp. Se volessi scrivere la dieresi dovrei dire zöp, ma invece dico sop. E quindi la O va accentata o no? No. Certo, perché la O va sempre accentata, o aperta o chiusa, bisogna accentarla per forza. Quindi in questo caso è una O aperta o una O chiusa? Aperta. Bravo. Bravo Menek, bravo. Qualcosa sto imparando, meno male. Dai, sono qua apposta, Dai, la D. D si pronuncia T, crudo, crud, si pronuncia crut. Crut. Se io vado in salumeria e dico, mi dà che un netto de personne crut, però ho necessità di mettere la D scrivendolo, ma parlando dico crut. La V, avanti. V si pronuncia F, cattivo, si pronuncia catif. Bene. Se io dico il femminile che è il femminile catif, cos'è? Catia. Ho necessità di mettere l'accento oppure no? Sulla I? Sulla I, bravi, va bene. Inoltre la V tra due vocali si elimina. Uva, ea, io vedo, me, ede, è vero, leira. Però
Avanti. Rimane invece all'inizio di parola quando è preceduta da consonante. È in vita, l'è in veta. Se io dico l'eulaur vira, non dico l'eulaur ira, dico l'eulaur vira, perché la parola laur finisce per consonante. Laur. Rimane. Ma Avanti. nella scrittura si scrive ira. No, no. Non si scrive la V. Ok. No, si mette la V. Quando la parola precedente finisce per consonante, la V rimane. Me vede. Non dico me lede. Me vede. Ah, ok. Me il vere. Io lo voglio. Me il vere. Me il vuoi. Che va bene in tutti e due i casi. Vere o vuoi vuol sempre dire voglio. Capito? Ok. Ma se io dico che la roba la öle me, la v non la metto, dico öle. Se dico che la roba la oi me, non metto la v. Chiaro? Perché la parola che segue, che precede, finisce per vocale. Quando la parola precedente finisce per vocale, tolgo la v. Quando finisce per consonante, la mantengo. Ok. Le consonanti C, G sono dolci davanti a I, E, cioc, cesa, giostra. Sono dure davanti ad A, O, U, camì, cortel, cucia. Va bene, avanti. Con suono dolce raddoppiano in fine di parola malac, corec. Va bene. Con suono duro si aggiunge loro la H, gnec, pratek, lac. La consonante H, l'abbiamo già detto. Si aspira solo in alcuni paesi della provincia. La consonante S dolce all'inizio di parola si scrive Z, gioventù, zoentù, chiacchierona, zabeta. Bene, datemi un esempio di S dolce all'inizio di parola. Sogno. Ah, qui vi volevo. Sogno non è dolce, è aspra. Sogno, sul, sente, zo, scolta. Invece ho necessità della S dolce, quindi? Zender. Brava, Zender. Oppure il fratello del babbo? Zio. Zio. Poi? Zega. Brava, brava. Siamo a posto. Bravissimi. La S aspra. Avanti Sara. Sogno. No, avanti alla ok. La S aspra tra due vocali si scrive doppia. Rossa, rosa, carrozza, carosa, lezione, lesiu. Avanti, ditemi qualcos'altro. Con la S doppia. Se io amo molto una cosa, gona, mi piace tanto. Passiu. Più, bravi. Va bene, dai. I verbi al riflessivo. I verbi al riflessivo vogliono una sola S, des, das, las, dirtis. Bene, guardate questo las. Lasciarsi? No. Lavarsi la faccia. Ah, lavarsi. Brava, mi piace quest'idea. Come si dice? Lasciarsi. Lassas. Lassas. E quindi come la scrivo? Non sentiamo, non sento. Non mi sentite? Non mi sentite più? L'abbiamo persa, prof. Allora, qualcuno che legga i verbi al riflessivo vogliono una solo S. Mi sentite? Sì. Des, das, las, dirtis. Mi sono fermata su questo las, che vuol dire lavarsi,
che ha una doppia vocale, quindi quando ci sono due vocali insieme, una bisogna accentarla, per forza. Però voi mi avete detto, anzi Sara mi ha detto la SAS, che vuol dire lasciarsi. Come scrivo la SAS? Guardate sopra lì che ve lo spiega la S aspra. Come scrivo la SAS? Con 2 S, la SAS con 2 S. Brava, con 2 S, con l'accento sulla A, ma in fondo quante S metto? 2. Una, Una, perché ne metto una sola? perché ci sono tra due vocali, mi pare di ricordare. non c'è. È riflessivo. Perché è un riflessivo, brava, brava. Certo. Certo, lasciarsi, amarsi sempre, lasciarsi mai. Va bene? Va bene. Il gruppo CQ perde la C, abbiamo visto con acqua. Il gruppo IE perde la I, cielo, sel, cieco. No, cel, perché sel? Ok, cel, cieco, non so come si legge, cieco. Una E con l'accento acuto, quindi cieco. Se io dicessi cieco... È Francesco il dialetto. Francesco, bravo. Ma non si può usare orp invece di cieco, sì, che è più facile. Mia cieco. Cieco come orbo, orb. Orp va bene, va bene. Però dico, guardate che cieco, come uno che non vede il non vedente, è con la E stretta, né? Cieco, non cieco. Perché cieco, giustamente diceva Menec, è Francesco, il cieco Beppe, l'austriaco, cieco Beppe, cieco. Va bene, abbiamo altro? Siamo arrivati in fondo noi? Inizia la terza pagina. Inizia la terza pagina, madonna mia, mi ricordo più. Ah, gli articoli! Avanti, guardiamo la terza pagina. Gli articoli si dividono in determinativi e indeterminativi. Come in italiano. I determinativi sono in italiano il, lo e l'apostrofo al maschile singolare e la e l'apostrofo al femminile singolare. In bergamasco all e l'apostrofo maschile singolare e la L e la e l'apostrofo femminile singolare. O il treno, l'operare, la K, l'ombrella. Bene, perché l'operare non ha l'accento? Perché inizia per vocale. Ah no, perché non ha accento. Perché è piana. Perché è piana, chi l'ha detto? Sergio, signor Sergio, buongiorno. Buongiorno. Perché è piana. Invece perché treno, K e ombrella hanno l'accento? Treno perché è una E e può essere sia aperta che chiusa. K invece è acuta. No, K, no. K perché è tronca. K perché tutti i monosillabi terminanti in A vogliono l'accento, l'abbiamo visto prima. E l'ombrella? Perché l'ombrella ha l'accento? Mi sentite? Sì. Perché può essere sia aperta che chiusa. Bravo, perché potrebbe essere anche chiusa, invece in questo caso è aperta. Oh, dai, articoli sempre. Al plurale in italiano? I e gli al maschile e le al femminile. In bergamasco I sia per il maschile che per il femminile. I quader, i scec. Scete, scusate. Scec va bene, anche loro vogliono l'articolo I, va bene, però anche scete. Che per esempio è diversissimo dal bresciano che invece ha mantenuto l'articolo le scete. Ma noi in bergamasco diciamo iscete. Gli indeterminativi? Sono in italiano un, uno, una, in bergamasco un, una, un. Un capel, un uomo, una bala, un'anadra. No. Un om, non un om. Un om. Una bala, un'anedra. Va bene. Bravi. Va bene, mi piacete. Molto bravi. Adesso facciamo, finché arriviamo alla fine del nostro incontro, facciamo che io vi faccio fare un lavoretto che è questo.
Parto dal signor Menec, che lo vedo inquadrato bene davanti a me, e chiedo se io devo scrivere mola forta, cioè molla forte, come scrivo? Mola con la O accentata aperta. Bravo. E l'altra parola? Forta, forte. Forta, lo stesso, la O accentata aperta. Ma come? Io parlo arabo. Mola forta. Forta, ah no, non ho sentito bene. No. Quindi forta è 100 vedi? Accento chiuso. Allora, vediamo un po' Arianna. Mi risponde Arianna? Mi sente? Sì, sì. Mi dica come devo scrivere monega in convent. Con la O e l'accento aperto sulla O di Brava. Monica. Monega. E in convent? In normale. Vale. No. Sì, va bene. Certo. E convent con la E aperta. Brava. La E accentata aperta. Brava, perfetto. Va bene. Qualcun altro? Signora Lazzarini. Mi risponde lei? Fa una faccia di vabbè, ci provo, dai. Devo scrivere meur de veleno. Come scrivo? Ripeta per favore. Meur, morire, meur de Allora, veleno. per con l'accento sulla E. Non c'è una E. Ah, per. No, meur. Ah, meur. Meur, brava. Quindi ho bisogno di un accento? Io direi di sì. Io direi di no. Bisogno di una dieresi. Sì, io sono un po' mischiata in tutta la lezione di oggi, sono un po', perché devo tradurre in italiano poi in francese, allora ci credo. No, ma mi interessa. Va bene comunque. Allora, meur vuole la dieresi perché è una vocale celtica, è una vocale francese. Sì. Meur. De, che è una preposizione semplice, di. Veleno, la parola veleno. Veleno sulla O? No. Noi non siamo francesi che accentano l'ultima sillaba, no? Veleno. Ah, e sulle E delle? Sì, no? Veleno. Brava. Ma cosa metto? Un accento aperto o un accento chiuso sulla E di veleno? Chiuso. Brava. Ottimo. Qualcun altro? Signor Mario Cornali, mi sente? Che è scappato? Non lo vedo più? Signor Cornali, come l'anno scorso ha qualche difficoltà a farsi sentire. Fa niente. Signor Cornali? Io lo vedo lì, ma niente, fa niente. Qualcun altro, dai. Io adesso non vi vedo, non vedo i vostri nomi, ma vediamo un po'. Ecco qua. Vediamo un po' la signora Carmen, che non l'ho sentita per niente. Brava. Mi dice come devo scrivere nota olta. Io do un do di petto. Nota olta è con la O e alla dieresi. No, se fosse la dieresi avrebbe olta. Olta O, allora ha un è un acuto, un accento acuto. Un accento olta. acuto, cioè chiuso, va bene. E la nota? Chiuso. Nota? No. Come no? Nota. Non so, non lo metterei. Ah no? Io sì. Ci va? Sì. Certo che ci va. È una nota. Mi sente? Nota. Per cui è aperto. Aperto, brava. È grave. Sulla prima parola l'accento grave.
Sulla seconda, olta, accento acuto. Acuto. Allora, Grazie. una sceta che le orba è möta. Me lo dice il signor Riccardo che non l'ho ancora sentito quest'anno. Scusa, una sceta? Una sceta. Orba e möta. Mi bastano orba e möta. Orba e möta. Allora, möta ci vuole la dieri sullo. Bravo. Orba, accento largo. Bravo. E una sceta altrettanto, una dieresi e sceta Con la E largo. larga. Bravo, bravo, bravo. Adesso qualcun altro, vediamo un po'. Alessia, c'è? Sì, sì. Brava, eccomi qua. Allora, vorrei che lei mi dicesse una roba piena di polver. Piena di polver. Piena, chiuso. Brava, sulla E. Polver. Non ho detto polver, ho detto polver. Allora, chiusa anche sulla O. Sulla O, la prima O. Benissimo. Avanti. Allora, bella questa. Dai, lasciamo sempre Alessia, sei tu, vero? Sì. Allora, fai anche questa. Polenta tendera. Che vuol dire tenera? Polenta tendera. Tenera. Allora, aperto sulla E di polenta. Avanti. Tenera. Sulla prima E sempre aperto. Brava, però non si dice tenera e non si scrive tenera in bergamasco, ma tendera. Ah, tendera. Tendera. Qui va bene comunque, ma tendera. Va bene. Qualcun altro, per esempio Anna. Anna, buongiorno. Sì? Buongiorno Anna. 8 de cope. 8 di coppe. 8 de cope. Allora, hot, è accento è acuto. Non ho detto ut, ho detto 8. 8. Quindi l'accento sarà? Acuto? Allora, se non è grave, acuto? Ma lei mi ha detto acuto, io ho detto che non va bene. No. Se non è acuto è? Grave. Va bene. Allora, 8 de cope. Come scrivo cope? Contrario di 8. Esatto, l'altro. Furbacchiona lei. Lo chiama briscola, dai. Allora, sì, esatto. Meglio. L'accento è grave. Ok, e l'altro sarà acuto, cope. Invece cope è acuto, quindi la O è stretta. Va bene. Questa è bella. Rimanga lei, Anna. Eterno de nebbia. Eterno, che è l'autunno. Eterno de nebbia. Allora, ancora come hot, quindi ancora lo stesso. No. Hot è hot. Eterno è un'altra cosa. Allora, sulla seconda O No, c'è la diesi. partiamo dalla prima. Serve qualcosa sulla prima? No, sulla prima no, non metterei niente. Dai, perché? Perché non le piace la prima? Perché lo sento sulla seconda. Mi fa piacere, ma non è così. Se io dico eterno, eterno. Allora c'è la dieresi sulla prima. Sulla prima c'è la dieresi. E sulla seconda? Anche. È stretta quella. No. È stretta, la pronuncia stretta. Io la pronuncio stretta. Porca miseria, non so più parlare bergamasco. Eterno. Eterno.
No, non metterei niente allora. Perché se no, con la dieresi della prima, Mettiamo la dieresi anche sulla seconda. tutti e due sono uguali. Sono gli accenti che ne va uno solo per parola, ma le dieresi possiamo Quelle mettere si mettono comunque, anche se sono di più. non importa se sono di più, ne possiamo mettere quante ne vogliamo, quante ne servono. Allora, eterno abbiamo visto che mettiamo 2 volte la dieresi. 2 volte la dieresi. E poi denebbia. Denebbia. De è una... De la lasciamo così. Lasciamo così, bravissima. E nebbia invece aperta sulla E. Brava, brava. Facciamo l'ultima, dai. Sì. Allora, attenta, sto parlando di una persona sorda, quindi dirò che le dur de oregia. Allora, lo sto scrivendo, è dur, la U con la dieresi. Brava, dur. De, lo lasciamo così. Oregia. Oregia è aperta, sulla E aperta. Brava, 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 brava. Allora, adesso qualcun altro, tipo per esempio, Fabio, l'ho visto adesso. Buongiorno Fabio. Buongiorno, Buongiorno caro. Pronti? tutto bene? Tutto bene, anche lei? Sì, Bravo. Partiamo da questa. 3 robe nuove. 3 Nuove. non fa niente. Su 3 Robe, no, robe aperte. Aspetta. Allora, 3, come pronuncio io 3? Aperta. È aperta. Allora perché lei non voleva mettere niente? Scusi. Perché non va? Perché non va? Ma no, certo che va. 3 non è tri. Tri al maschile non vuole niente. Ma 3 al femminile sì. Come la... Sì. Quindi 3. Va l'accento aperto. Largo, bene, aperto. Poi robe. L'accento nell'O. Sulla O, ma che accento è? Chiuso? È aperto. E nuove. E la dieresi. Bravo, sulla O, bravissimo. Sulla O. Facciamo l'ultimo, dai, dopo vi lascio andare. Certo. Treno diretto. Treno, il treno nelle chiuso. Bravo. Treno, dimmelo un'altra volta la parola, la seconda. Diretto. È diretto, è l'accento aperto nell'E. Diretto. Bravi. È difficile ragazzi, lo so, ma siete bravi. Io al vostro posto mi sarei già stufata. No, perché? Però. Io mi sto divertendo un mondo. Meno male, questo mi fa piacere, davvero. Nonostante la minaccia dell'anno scorso, l'anno prossimo la grammatica, ma è divertentissima per me. Va bene, sono contenta. Bravi, ci vediamo lunedì prossimo.